sapeva? Sì, torniamo in cucina, torniamo in Sardegna insieme a Gianfranco Pulina. Stiamo preparando un altro tipo di pasta tradizionale che si chiama? Le lorighitas. Lorighitas, che si fa dove tradizionalmente? Allora, si fa nel paese di Morgongiuri, quindi giù nell'Oristanese. In pratica la pasta è una difficilissima pasta, da fare a mano. Io ho veramente provato e non sono riuscita, vi confesserò. Difficilissima, vedi come vedi? Vedete, è un cerchio così intrecciato che sembra facilissimo. Inizialmente devi stendere, vedi, la pasta proprio sottilmente. Sottile, sottile. Poi andiamo. Vai lentamente. Sì, ci facciamo, vedi, la prendi. Sì, la arrotoli intorno. Arrotoli sulle due dita. Ok. La intrecci. E poi si va a fare, vedi? Ah, e poi bisogna girarla in maniera che si intreccia da sola, sì. Ho capito il concetto, ma non è facilissimo.